Muore un giovane migrante investito mentre tenta la fuga. Arrestato l'automobilista. Sgravi fiscali e sostegno economico decisi dal governo. Celebrazioni a Porto Empedocle per l'anniversario della nascita dello scrittore. Annullati i festeggiamenti per la patrona. Benvenuti su TVA Notizie. Una tragedia annunciata dopo un pomeriggio di tensione a Villa Sicania e c'è scappato il morto, un giovane di 20 anni. I dettagli nel servizio di apertura di Arturo Cantella. Investito durante la fuga da Villa Sicania, 3 poliziotti rimasti feriti, arrestato il guidatore di 34 anni originario di Realmonte. Il migrante in fuga dal centro d'accoglienza di Siculiana è stato investito da un'auto ed è morto sulla strada statale 115. Si tratta di un eritreo di 20 anni arrivato nell'ex hotel Villa Sicania lo scorso 1° agosto. Feriti sempre perché investiti dalla Volkswagen Touareg anche i 3 poliziotti che sono stati trasferiti immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. 2 hanno riportato traumi e contusioni varie, il terzo invece ha una brutta frattura e dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Arrestato per le ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga del conducente il 34enne di Realmonte che era alla guida della Volkswagen Touareg. Sul posto per l'intera notte hanno lavorato i carabinieri e la polizia, anche il questore di Agrigento Maria Rosa Eraci. È successo al culmine di una giornata di alta tensione al centro di accoglienza Villa Sicania, dove ieri decine di migranti sono saliti sul tetto anche in segno di protesta. Durante i momenti concitati, alcuni di loro sono riusciti a fuggire lungo la statale 115. All'origine della protesta sarebbero le disposizioni sanitarie che impongono la quarantena. Intanto sulla vicenda di Villa Sicania interviene oggi Francesco Picarella, responsabile di Confcommercio Sicilia. Quanto accaduto la scorsa notte, afferma Picarella, sulla strada statale 115 è un chiaro ed evidente che la struttura Villa Sicania risulta assolutamente inadeguata per il mantenimento del presidio e il controllo volto a garantire la permanenza degli ospiti in quarantena. Il diretto accesso sulla strada statale 115 mette in grave rischio i migranti ed inevitabilmente anche le forze di polizia che devono garantire il controllo della struttura. Per Picarella la morte del migrante e il ferimento dei poliziotti meritano importanti riflessioni sul ruolo degli hotspot, ribadendo la necessità di adozione di provvedimenti conseguenziali per garantire il cittadino. Morire a 20 anni, scappando da cosa e perché? Morire a 20 anni, scappando da cosa e perché? Domande che ci si pone nel momento in cui dagli sbarchi senza freno si arriva a quello che sembra più un luogo di reclusione che un alloggio. Un ammasso di persone fatte arrivare e poi lasciate nei vari centri che sembrano carceri, come Villa Sicania, inadeguati certamente, come ripete il sindaco del paese, inadeguati come gli hotspot strapieni. Ecco allora la risposta alla prima domanda: morire a 20 anni scappando da cosa? Da queste cose, anch'esse orribili. Chi parla di bloccare i migranti prima che arrivino non è certo un razzista. Volere evitare quello che succede ed è successo a Siculiana significa essere coscienti e responsabili, significa desiderare casomai un altro tipo di accoglienza, non questo tipo di accoglienza che oltretutto ha un costo salato che pagano gli italiani. Accoglienza sì, far morire sull'asfalto di notte come è morto il giovane eritreo sicuramente no. Assolutamente no, ed è tempo che si ragioni della questione migranti sul serio. Lo faccia la politica, ma lo facciano tutti, compresi i sacerdoti che non possono minacciare scomuniche per chi chiede solo che la Sicilia venga liberata dall'invasione incontrollata, che è la causa diretta delle tragedie. La creazione di un partito denominato Onda
da parte dell'onorevole Pullara comporta la sua decadenza dal gruppo Popolare Autonomisti Idea Sicilia, di cui Pullara era presidente. Lo sostengono i deputati Compagnone, Cordaro, Di Mauro e La Galla, i quali eleggeranno il nuovo capogruppo alla ripresa delle sedute dell'ARS. Sgravi fiscali e sostegno economico per l'isola di Lampedusa. Arturo Cantella. Dopo l'incontro avvenuto l'altro ieri tra il governatore della Sicilia Nello Musumeci e il sindaco Totò Martello con il premier Conte accompagnato da alcuni ministri, tra quale quella dell'interno Lamorgese, il capo della protezione civile Borrelli, arrivano le prime concrete decisioni destinate all'isola di Lampedusa che Conte aveva già annunciato durante la riunione. Il decreto contiene norme per la gestione dell'emergenza dei migranti a Lampedusa, approvate agevolazioni fiscali per i cittadini lampedusani e misure di sostegno degli operatori economici. Il testo prevede per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale, la sede operativa nel territorio comunale di Lampedusa e Linosa la sospensione fino al 21 dicembre prossimo dei versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali, assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Intanto nel frattempo un nuovo sbarco sull'isola, un barcone con un centinaio di migranti è stato soccorso dalla Capitaneria di Porto, tra loro donne e bambini. Sono stati trasferiti nell'hotspot. Fra il centro d'accoglienza e la Casa della Fratellanza al momento sono presenti 1300 persone. È previsto oggi l'arrivo di 2 navi quarantena per svuotare la struttura. Intanto si chiama Lampedusa una bimba che giorni fa è nata in elicottero durante il trasporto presso l'ospedale di Palermo. Una donna incinta positiva al test del Covid-19 ha dato a luce una bambina durante il volo in elicottero che pesa più di 3 kg e i medici l'hanno chiamata Lampedusa. Slitta al prossimo anno il Carnevale edizione estiva di Sciacca a causa dell'emergenza sanitaria. Ricordiamo che l'edizione del 2019 venne sospesa a causa della tragica scomparsa del bambino Salvatore Sclafani. Celebrazioni a Porto Empedocle per l'anniversario della nascita di Andrea Camilleri. Arturo Cantella. Il comune di Porto Empedocle, in collaborazione con la Proloco, organizza una serie di eventi per il 95° anniversario della nascita dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri, una 3 giorni ricca di iniziative che si svolgeranno nei vari luoghi cari allo scrittore. Si inizia stamani con uno spazio dedicato ad Andrea Camilleri presso la biblioteca comunale e con la presentazione del calendario di Porto Empedocle, La mia vigata, realizzato dalla locale Proloco. Sì, quest'anno compie 95 anni e noi intendiamo ricordarlo come vivo e quindi inauguriamo con ciò che lui amava di più questa serie di eventi a lui dedicati ed in particolare con i suoi libri. Incredibilmente nella biblioteca di Porto Empedocle mancava una sezione dedicata al suo illustre figlio Andrea Camilleri. Noi ci siamo adoperati, abbiamo avuto incontri con l'editore Sellerio che ci ha fatto dono di tutta la serie di libri di Andrea Camilleri, quindi grazie anche alla nostra esperta Leonarda Gebbia abbiamo posto in essere questa sezione dedicata interamente ad Andrea Camilleri. Cominciamo così tutti gli eventi dedicati a lui. Domattina, ora ci sarà anche la presentazione di un calendario, domattina inaugureremo le panchine letterarie di cui ci ha fatto dono il gruppo parlamentare all'Ars del Movimento 5 Stelle e continueremo con una rappresentazione teatrale realizzata da giovani guidati da Giovanni Volpe e in ultimo domenica sera ci sarà un evento tutti a Vigata con illustri scrittori e illustri personalità del mondo della cultura italiana, quindi come dire, tutti a Vigata, tutti a Porto Empedocle perché è una città meravigliosa. E finalmente abbiamo la sezione dedicata al nostro illustre concittadino Andrea Camilleri. È stato un lavoro molto impegnativo, però siamo pienamente soddisfatti. Ecco la sezione dedicata ad Andrea Camilleri.
Diciamo che siamo voluti partire dal creare una sezione completa di tutti i libri Sellerio. A breve arriveranno anche i pochi libri pubblicati con altre case editrici che mancano, e perché vogliamo che la biblioteca comunale di Porto Empedocle sia un punto di riferimento, un centro di ricerche per tutti coloro che vogliono studiare Andrea Camilleri. Quindi è un primo passo verso la creazione di un centro studi su Andrea Camilleri dentro la città di Porto Empedocle. Poi ovviamente stiamo collaborando anche con la Strada degli Scrittori, ci sentiamo con la famiglia, a breve speriamo di portare altre novità. Ovvio che abbiamo aperto anche alle associazioni, a tutte quelle associazioni che portano dei progetti e che vogliono investire sulla loro città. Noi siamo aperti, è ovvio che non abbiamo nessun problema con nessuno, purché però la gente voglia collaborare in piena onestà intellettuale. Noi, per il grande rapporto di amicizia e di collaborazione che abbiamo avuto con il nostro grande amico Andrea Camilleri, abbiamo pensato di dedicare questo calendario in memoria proprio del nostro carissimo amico, il calendario che si chiama Porto Empedocle, la mia vigata, dove abbiamo riportato 12 foto di Porto Empedocle com'era ai tempi suoi, e dove abbiamo riportato 12 frasi tra le più famose di Andrea. Tra l'altro il Consiglio di amministrazione, per volontà unanime, ha pensato di istituzionalizzare la realizzazione del calendario, per cui ogni anno, in occasione dell'anniversario della nascita, che voi sapete è il 6 di settembre 1925, quest'anno è il 95, avrebbe fatto 95 anni, e ogni anno faremo questo calendario, ripeto, Porto Empedocle, la mia vigata, dove riporteremo 12 stampe di Porto Empedocle com'era, sempre nuove. Abbiamo una raccolta di 300 cartoline di Porto Empedocle com'era, e quindi ogni anno lo presenteremo in occasione dell'anniversario, quindi il 6 di settembre di ogni anno presenteremo questo calendario. Tra le iniziative anche quella di Paolo Cilona, quali? La presentazione del mio libro, che avverrà questa sera alla Torre Carlo V, è un modo per ricordare e omaggiare il grande scrittore empedoclino. Il libro racconta tutta la storia dello scrittore, dagli amici fino ad arrivare al giorno della sua dipartita. È un libro molto interessante, un libro che riporta l'attenzione del lettore agrigentino, quello che è stato il grande compositore, novelliere e anche scrittore, che ha dato a tutta l'Italia l'opportunità di leggere i suoi romanzi attraverso anche il commissario Mondalbano. Calogero Nicolas Valenza, il giovane di Gela fermato in Egitto il 20 agosto, è stato rilasciato ed è atterrato questa notte a Roma. Per noi finisce un incubo, dice il fratello Davide. Il giovane è stato liberato grazie all'impegno dell'ambasciata italiana, e a correre ad abbracciare il figlio è stato per primo il papà. Il gruppo Diventerà Bellissima ha organizzato per domani 5 settembre una manifestazione in un locale del Lido Agrigentino di San Leone. Con il presidente della regione Nello Musumeci ci saranno l'assessore alla salute Ruggero Razza e Giusy Savarino. Annullati a Palma di Montecaro i festeggiamenti in onore della patrona, però le giostre hanno deciso di restare e il sindaco si dice non d'accordo. Arturo Cantella. A causa dell'emergenza Covid-19, nel comune di Palma di Montechiaro sono stati annullati i festeggiamenti laici e religiosi in onore della patrona Maria Santissima del Rosario. Lo ha comunicato oggi il sindaco Stefano Castellino in accordo con l'arciprete Don Gaetano Montana. Martedì 8 settembre alle ore 19 verrà celebrata una messa dedicata alla patrona con relativa consacrazione della città alla Madonna.
Per il 2020, continua il sindaco Castellino, non ci saranno luminarie, processioni, spettacoli musicali e teatrali, né bancarelle e fuochi d'artificio e tutti quegli elementi che fanno da contorno ai festeggiamenti in onore della nostra patrona. La salute e la sicurezza delle persone, afferma Castellino, è e resta la priorità, così come il rispetto dei decreti ministeriali del Consiglio dei Ministri e di tutte le ordinanze. Siamo costretti pertanto quest'anno anche a rinunciare alla festa patronale, un anno di sacrificio per il bene di tutti, nell'augurio che se ci saranno le condizioni, affidandoci alla Madonna, festeggeremo la nostra patrona nel 2021 e grazie all'impegno di tutti i palmesi la festa sarà ancora più bella e coinvolgente. Poi anche una nota polemica: pochi giostrai hanno deciso di installarsi, continua il primo cittadino Castellino, malgrado siano stati informati che i festeggiamenti sono saltati, hanno montato le giostre su un terreno privato. Non condividiamo questa decisione, non l'abbiamo autorizzata e naturalmente vigileremo con molta attenzione se si dovessero creare assembramenti con relative contravvenzioni, così come è previsto dal decreto dell'ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci e anche dal sottoscritto. Abbiamo ricevuto oggi la delegazione del Dipartimento Nazionale e Dipartimento Regionale di Protezione Civile appunto per visitare i luoghi colpiti dagli eventi alluvionali di dicembre 2019 e gennaio 2020. Questo incontro servirà appunto a quantificare l'entità dei danni subiti per la valutazione di un eventuale ristoro che dovrà essere elargito qualora venissero stanziati fondi. Come amministrazione abbiamo richiesto lo stato di calamità, noi attendiamo adesso che poi il governo sulla richiesta che ha avanzato la Regione lo confermi e che quindi stabilizzino la situazione assegnando i fondi e quindi poi poter valutare la condizione di poter risarcire eventualmente per i danni subiti. Per quanto riguarda la vicenda della panoramica, allora il sindaco aveva annunciato una serie di controlli, sono stati fatti? Assolutissimamente sì, abbiamo fatto delle relazioni attraverso il nostro geologo, abbiamo già predisposto per l'ordinanza verso il privato per ordinare appunto di mettere in sicurezza gli spazi e proprio ieri abbiamo fatto un ulteriore intervento di messa in sicurezza a ridosso del muro che è stato colpito dall'alluvione nei giorni scorsi e quindi adesso attendiamo che tutto prosegua per mettere in sicurezza definitivamente con le opere che comunque il condominio dovrà mettere in atto per preservare il terreno sottostante. Assessore, la stagione delle piogge sta per arrivare, siamo ormai a settembre, come si prepara la città? Ci sono degli interventi in corso per la pulizia dei tombini, ma c'è anche un problema strutturale, se pensiamo al Viale della Libertà, lo ha detto anche il sindaco, probabilmente bisogna intervenire in maniera massiccia per realizzare una nuova rete di raccolta delle acque bianche. Il progetto naturalmente deve essere interpretato a breve, medio e lunga scadenza. In questo momento sono in atto gli interventi di breve scadenza, il medio già è programmato, stiamo programmando anche la lunga scadenza che è quella che porterà alla risoluzione definitiva di quelli che sono i problemi di allagamenti che subiamo in città. La comunità di Floresta nel Messinese ha donato la lampada votiva alla Madonna Nera di Tindari. Vediamo. Questo quinto giorno della novena in preparazione alla festa della Madonna del Tindari diamo il benvenuto alla comunità di Floresta. Con il parroco Don Franco è tornata in questo santuario come già nel 1998 si era recata ad offrire l'omaggio della lampada che ha arso durante l'intero anno dinanzi all'immagine della Madonna del Tindari. Quella lampada, segno della luce e della fede di questa comunità, adesso è stata riportata, verrà adesso accesa dal signor sindaco e rimarrà in questo santuario come ex voto alla Madonna. Dopo 22 anni la comunità di Floresta dona nuovamente la lampada votiva alla Madonna del Tindari. A pochi giorni dalla festa della Vergine Nera, in occasione delle giornate di novena, si sono svolte al santuario che sovrasta il Golfo di Patti la consegna della lampada e l'accensione della fiamma da parte del sindaco del comune Nebrodeo, Antonino Cappadona. Ogni anno l'olio che alimenta la lampada viene offerto alla Madonna da uno dei vari comuni della diocesi.
L'omaggio è avvenuto durante la Santa Messa officiata al santuario dal parroco di Floresta, padre Francesco Camuti. Ad accompagnare il sindaco del comune più alto della Sicilia, oltre ad una rappresentanza di cittadini, gli assessori Giuseppe Calabrese, Giacomo Scalisi e Rosalba Mollica, che hanno omaggiato la Madonna Nera con dei fiori. Già nel 1998 la comunità di Floresta aveva offerto l'olio per accendere la luce della lampada votiva e a distanza di 22 anni ha voluto manifestare nuovamente la propria devozione alla Madonna Nera del Tindari. La lampada resterà al santuario come ex voto. In questo giorno della novena in preparazione alla festa della Madonna del Tindari, la comunità di Floresta, il signor Sindaco, l'amministrazione comunale, la comunità di Floresta qui rappresentata, abbiamo l'onore e la gioia di vivere questa celebrazione in onore della Vergine Santissima e la gioia di sentirci in comunione con lei, Madre nostra e fiducia nostra. Nel 1998 l'amministrazione comunale di Floresta, tra le prime comunità che abbiamo offerto la lampada, ha offerto la lampada alla Madonna del Tindari. Lampada significa non il piedistallo, non la candela, significa tutto l'anno. Abbiamo offerto l'olio che ardeva qui al piede della Madonna. Oggi, a distanza di 22 anni, riportiamo questa lampada che resterà qui al santuario come segno della presenza della comunità di Floresta, come segno di quella devozione che Floresta ha sempre nutrito per la Vergine Santissima. La festa in onore della Madonna Bruna si celebra ogni anno nelle giornate del 7 e dell'8 settembre con la partecipazione di tanti fedeli che provengono da varie località della diocesi pattese. Un richiamo di fede che conduce al santuario di Tindari migliaia di pellegrini che si recano dalla Madonna a piedi percorrendo decine di chilometri, tutti animati da una fede sincera, da devozione o gratitudine per una grazia ricevuta. Torna anche quest'anno alla ribalta la storia di Salvatore Valenti, il veggente di Palermo che sarebbe in contatto onirico con San Michele Arcangelo. Da quando Salvo Valenti, giovane commerciante, acquistava ad una festa il quadro raffigurante San Michele Arcangelo e quest'ultimo, dopo un anno dall'acquisto, gli appare in sogno invitandolo a deporre il quadro nelle montagne di Petralia, nei pressi di una sorgente posta sulle Madonie, vicino al celebre santuario della Madonna dell'Alto. Da quel momento sono stati numerosi i messaggi che San Michele ha donato ai pellegrini attraverso il giovane Salvo e anche quest'anno, il 18 agosto, l'Arcangelo è tornato in sogno da Salvatore per chiedergli un pellegrinaggio penitenziale al fine di riportare i valori cristiani nel mondo e per far abolire le leggi che offendono Dio e fanno soffrire l'umanità. E così Salvatore Valenti, insieme a Gaetano Montalbano, responsabile del gruppo di preghiera di Cianciana in Agrigento, con in mano 2 bastoni di legno per appoggio e una croce di legno che si alternano a portare sulle proprie spalle, sono partiti da Palermo il 27 agosto scorso per raggiungere Bruxelles, la sede belga del Parlamento europeo, entro il 29 settembre, festività degli Arcangeli per annunciare il messaggio voluto da San Michele. La croce di Cristo portata da Salvatore e Gaetano e il messaggio di San Michele varcheranno l'Italia, la Francia per poi raggiungere Bruxelles, abbracciando il cuore di tutti i fedeli presenti sulla strada che nei tanti paesi e nelle tante città ne attendono il passaggio, insieme a tutta l'armata di Cristo dell'Opera di San Michele Arcangelo che rappresenta i gruppi di preghiera sparsi per l'Italia e l'Europa, creati in onore dell'Arcangelo che nelle chiese del cammino accoglieranno la croce portata da Salvatore e Gaetano e il messaggio di San Michele. La prima tappa è stata quella di Petralia Sottana, dove è posta la stele votiva dell'immagine di San Michele. Seconda tappa, Mistretta, a seguire Capodorlando, dove nella chiesa di Sant'Antonio, padre Benedetto Lupica, assistente spirituale di tutti i gruppi di preghiera di San Michele, ha tenuto la Santa Messa dinanzi la reliquia di San Cono, nella giornata della sua festa, il 1 settembre per l'appunto.
Il 2 settembre il cammino della Croce di Salvo e Gaetano, insieme al coordinatore di tutti i gruppi di preghiera Pippo Lopresti, è giunto a Barcellona Pozzo di Gotto, nel quartiere Cettineo, nella parrocchia Santa Maria della Visitazione. Ad attenderli Don Luca Tuttocuore, insieme al capogruppo di Barcellona Pozzo di Gotto, Vanessa Rao, con il gruppo di preghiera, oltre naturalmente alle telecamere di Onda TV. Qui, dopo la recita della Coroncina Angelica, del Santo Rosario e la testimonianza resa da Salvo Valenti, nonché la lettura del messaggio di San Michele Arcangelo, Don Luca ha celebrato la Santa Messa a sostegno del cammino della croce portata da Salvatore Valenti e Gaetano Montalbano e del messaggio dell'Arcangelo, che prosegue lungo le vie indicate da San Michele per ammonire i capi che comandano ad abolire le leggi che offendono Dio e scrivere una carta di valori cristiani per il popolo che possa consacrare le terre del mondo al cuore immacolato di Maria. Giornata del Tricolore 2020 a Costonaci, dove ci sarà un raduno nazionale. Siamo ormai quasi a ridosso dell'8ª edizione della Giornata Tricolore, un'edizione che si connota alla luce di tutti questi avvenimenti che hanno caratterizzato il 2020. Ciononostante abbiamo voluto fortemente in qualche maniera riproporla e diciamo che abbiamo ripercorso un po' le gesta dello scorso anno, cioè ricoinvolgendo tutti gli istituti culturali che poi ci hanno dato il là per presentare il manifesto della cultura non conforme e identitaria che abbiamo presentato lo scorso mese di novembre a Roma, alla Camera dei Deputati. La presenza dei loro rappresentanti nella nostra Costonaci è un'edizione dedicata purtroppo alle vittime del Covid-19 e soprattutto a tutti coloro, gli operatori sanitari che in prima linea ci hanno difeso, quindi hanno difeso la nazione italiana dinanzi a questa esperienza proprio alla luce della ripartenza. Il titolo della manifestazione è appunto il tempo delle idee per una nuova Italia. Vede come protagonisti parlamentari regionali, nazionali, anche un europarlamentare. Un'edizione che anche quest'anno vede assegnare il premio per la cultura della legalità e quest'anno per la prima volta lo diamo alla memoria. Lo diamo alla memoria dell'avvocato Enzo Fracalà e lo consegneremo nelle mani di sua figlia Marzia. Ci teniamo in maniera particolare noi del Centro Studi Dinogrammatico che di anno in anno appunto lo affidiamo a persone che in qualche maniera hanno testimoniato nella loro vita un'attività di contrasto appunto all'illegalità e nel caso specifico appunto a Cosa Nostra. Le ultime edizioni ci hanno veramente lanciato su un piano nazionale attraverso questa iniziativa e quindi chiamiamo a raccolta, seppur all'interno di un contesto appunto che è quello delle prescrizioni sanitarie, tantissimi amici il 26 settembre qui a Costonaci, un momento importante di riflessione perché l'Italia non si deve arrendere, perché gli italiani non si devono arrendere, ma tutti insieme dobbiamo ripartire, rilanciare questa nostra importante nazione. Ed è un frangente storico anche particolare, parlare di legalità dove alcuni anche di questi esponenti in qualche maniera manifestavano di facciata ovviamente una sorta di difesa appunto dei concetti legalitari e poi si è saputo alla luce di queste inchieste e ovviamente attenderemo poi gli esiti della magistratura, quindi dal punto di vista delle sentenze, che invece non era così. Essere veramente al di sopra delle parti, come dico io, e non al di sotto di ogni sospetto per noi è un momento importante. E adesso la pausa per la pubblicità, tra poco. Al via le graduatorie per le supplenze. Infondato, dice il Ministero, parlare di caos. È stata avviata la pubblicazione delle graduatorie dei supplenti, le nomine entro il 14 settembre prossimo. È insensato parlare di caos su oltre 1,9 milioni di domande, pochissime segnalazioni, tutte in via di risoluzione, lo fa sapere il Ministero dell'Istruzione in una nota. La pubblicazione da parte degli uffici territoriali del Ministero dell'Istruzione delle graduatorie provinciali da quest'anno è interamente digitalizzata, una novità che consentirà a nomine più rapide, che ha permesso in sede di valutazione delle domande presentate di rilevare subito eventuali anomalie presentate e dichiarazioni nulle. Sono oltre 753.000 gli aspiranti che hanno chiesto l'iscrizione nelle graduatorie per un totale di 1.938.928 domande. Gli insegnanti potevano iscriversi per più classi di concorso. Tutte le richieste sono state valutate e hanno portato all'esclusione di quasi 40.000
3.000 domande che presentavano anomalie. Le pubblicazioni di questi giorni riguardano perciò quasi 2 milioni di posizioni individuali, trattate, rispetto alle quali l'amministrazione scolastica centrale e territoriale ha condotto e sta conducendo tutti i necessari controlli anche sulla base di segnalazioni di possibili errori da rettificare, peraltro in numero infinitesimale rispetto alla mole di domande valutate. Per il Ministero, dunque, parlare di caos appare infondato, pretestuoso e fuorviante come ad ogni aggiornamento. Data la mole di dati trattati, gli errori materiali dei singoli uffici sono prontamente rettificati seguendo la normale prassi amministrativa. Le graduatorie provinciali digitalizzate sono il frutto del lavoro di centinaia di dipendenti dell'amministrazione delle scuole che si sono adoperati con fatica per garantire il risultato della pubblicazione, continua il Ministero. Chiedere che non siano utilizzate per ricorrere ai vecchi elenchi significherebbe, a fronte di un numero di errori materiali del tutto marginale in corso di risoluzione, come già evidenziato, ignorare lo sforzo fatto dal personale, che va solo ringraziato, e rinviare la modernizzazione di un sistema che viveva di regole vecchie di 20 anni. La ministra Zolina sarà in aula alla Camera per l'informativa sulla riapertura degli istituti scolastici, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Intanto c'è stata una manifestazione in piazza Montecitorio del Comitato Nazionale Docenti Precari. Muniti di mascherine, rispettando il distanziamento, hanno affidato la loro protesta a numerosi cartelli. In molti avevano appesi al collo dei fogli A4 con su scritto "Non sono un docente, usa e getta". Cartelli a forma di pezzi di puzzle invece rappresentavano i tasselli che ancora mancano, come assunzione di personale, più finanziamenti alla scuola, nuove classi pollaio, accesso diretto al TFA, al tirocinio formativo attivo per i precari con 36 mesi sul sostegno, per chiedere soprattutto insegnanti in cattedra a settembre ed apertura in sicurezza. Sull'incendio della riserva dello Zingaro parla l'assessore all'ambiente del comune di San Vito Lo Capo, Francesca De Luca. Vediamo. Un vero e proprio disastro ambientale e quindi bisogna che si dichiari anche lo stato di calamità naturale. A livello di governo regionale credo che sia una cosa che già è stata presa in considerazione, ma noi come amministrazione lo chiediamo e lo chiederemo fortemente. Il disastro ambientale ha creato anche un disastro dal punto di vista economico, perché è stata lesa, fortemente lesa, l'immagine di tutto il territorio, l'economia non solo di San Vito, ma l'economia di tutta la provincia, se non della regione, ne risentirà fortemente. Lo Zingaro è il principale attrattore sicuramente della provincia di Trapani. Sono fatti che non possono continuare a rimanere impuniti, bisogna che si prendano delle posizioni ferme e serie. È stata predisposta una delibera con cui chiederemo all'amministrazione regionale di andare a rivedere anche le modalità di utilizzazione del personale, la gestione del servizio di prevenzione degli incendi in caso di allerta meteo soprattutto. Non si può più verificare che, pur conoscendo quali sono i principali punti di criticità, non vi siano delle predisposizioni importanti per andare a contrastare quello che accade, i fenomeni criminosi. Daremo tutto il nostro contributo a chi ci vorrà supportare in questo percorso. Sono ormai vecchia e anche vecchia del mestiere. Ricordo che quando avevamo le vedette mute, cosiddette mute perché ancora non esistevano neanche i telefoni cellulari e si dava loro il gettone per andare a telefonare in caso di emergenza, ebbene abbiamo evitato un sacco di quelli che io definisco disastri ambientali. Bisogna ritornare alle tecnologie vecchie, però supportate anche dai nuovi modi di interpretare il modo di controllare il territorio. L'uomo non potrà mai essere sostituito in maniera completa dalle macchine, assolutamente no. Sono presa da un senso di sconforto, di avvilimento, di tristezza, però che non mi fa retrocedere di un passo, mi fa diventare più agguerrita. Quali saranno le refluenze ancora non lo possiamo sapere, non possiamo quantificare quale sarà il danno da questo punto di vista, dal punto di vista delle presenze turistiche. Sicuramente un danno vi sarà, lo potremo scoprire solamente a fine stagione. Il problema è che non solo le presenze turistiche, ma anche l'immagine che verrà portata in giro del nostro territorio non è quella che noi avremmo voluto che fosse portata in giro, sarà un'immagine assolutamente diversa.
Dal prossimo 10 settembre riprenderà l'attività dell'ambulatorio di odontoiatria speciale riabilitativa dell'ospedale di Ribera. Per consentire di donare il sangue, l'ADAS di Agrigento effettuerà una raccolta domenica 6 settembre dalle 8 alle 12 a Casteltermini in via Alcide De Gasperi e lo stesso giorno a Naro. Bene, questa era l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.